questione lavori delle Olimpiadi tra i punti oscuri e anche la questione per quanto riguarda l'uso di fitofarmaci per l'agricoltura. Beh, le Olimpiadi è chiaro, 1,8 miliardi circa di opere infrastrutturali che portiamo a casa con investimenti tutti nazionali e cantieri che non sono nostri, quindi penso che questo bilancio delle Olimpiadi può far stare assolutamente tranquilli noi veneti. Dall'altro c'è da dire che quando si parla di agricoltura inevitabilmente si parla di fitofarmaci, ma si parla anche di agricoltura biologica che cresce a 2 cifre anche in Veneto grazie ai tanti giovani in agricoltura. Lei ha sottolineato che le nozze non si fanno con i fichi secchi, ma c'è anche una questione di risorse. C'è la possibilità che si possa aumentare l'IRAP per avere più risorse per quello che serve? Ma guardi, gli aggiustamenti sull'IRAP sono stati fatti anche in passato, la verità è che noi non toccheremo l'IRPEF, siamo la regione con minor tassazione a livello nazionale tra le regioni a statuto ordinario e penso che questo sia un mantra che ci ha permesso anche di guardare dentro i conti della regione, perché finché ci sono tante risorse a disposizione magari qualche cura dimagrante la fai con più tranquillità, poi quando vedi invece che c'è bisogno di intervenire si interviene e noi l'abbiamo fatto, quindi sull'IRAP non c'è nulla da anticipare in questo momento. Decreto Schillaci sulle liste d'attesa è un ritorno della gestione centrale della sanità che di fatto è già una prerogativa autonomista delle regioni? Guardi, io apprezzo la volontà del governo di investire sull'abbattimento delle liste d'attesa, è un percorso che dobbiamo fare assieme. Penso che soprattutto in un momento come questo andare a intaccare l'autonomia delle regioni non serva a nulla rispetto a questo, sono convinto che poi troveremo una soluzione comune come deve assolutamente accadere, a prescindere dalle posizioni politiche. Lei ha posto l'attenzione nella sua relazione insieme al resto della Corte sui giochi olimpici, sul fatto che anche le varianti di Cortina, se in qualche modo riescono a metterci una pezza, quella di Longarone meno, e ha parlato addirittura di possibile slittamento dei giochi. No, allora nessuno se lo augura naturalmente. Ho parlato di possibili problematiche nel raggiungimento delle sedi dei giochi laddove i cantieri dovessero essere ancora in corso e quindi abbiamo, come si dice, evidenziato questo rischio in modo che il nostro ruolo è quello che poi la politica, l'amministrazione colga l'avvertimento e adotti le misure necessarie. Un sollecito anche a fare più attenzione all'ambiente, sia per le applicazioni in agricoltura che per il consumo del suolo. Assolutamente, assolutamente. I dati da questo punto di vista sono negativi per il Veneto. È vero, come ha ricordato il Presidente Zaia, che è la prima regione d'Italia per agricoltura, però questo non significa che non bisogna cercare di coniugare quella che è la produttività agricola con però il contenimento dei fertilizzanti chimici, che noi sappiamo tutti stiamo cercando di andare verso un percorso virtuoso in termini ecologici e quello è un aspetto che incide direttamente sulla nostra salute. Quindi da questo punto di vista la Regione Veneto ha forse qualche passo da fare ancora.